Silvia Rizzetto, insomma i temi dominanti in questi giorni non se ne esce, lo vedo dai messaggi, terremoto e migranti, no? Da lì non si scappa, purtroppo ahimè, se ne parlava anche prima appunto mentre eravamo fuori in attesa di entrare qui in trasmissione. Per quanto riguarda il terremoto devo dire che almeno per quanto mi riguarda sono cresciuta sentendo parlare appunto del Belice e dell'Irpinia, continuiamo a pagare ancora oggi accise sulla benzina. Ho sentito proprio, non so se era ieri, si discuteva sul fatto che ci vorrà appunto, dovremo aspettare, attendere di arrivare al 2038 perché ancora queste situazioni vadano a recuperare, a riportare appunto un ambiente così com'era o comunque recuperare quello che è andato distrutto, quindi ci sono ancora situazioni che risalgono a prima che nascessi io. Francamente sentirmi di dire che sono fiduciosa nelle parole che ho sentito in questi giorni, appunto noi non vi dimenticheremo perché le sentiamo in ogni calamità, le abbiamo avute l'altro giorno, voglio dire di recente anche noi proprio nel Brenta, nella nostra riviera del Brenta, abbiamo visto a che punto siamo ancora oggi. Ecco, lì lei mi sa dire, mi pare che poi fossero arrivati 30 milioni. Sì, era arrivata una parte, una piccola quota, ma poi in realtà cioè, la gente, io almeno dall'ultima volta che ero stata, praticamente erano ancora così. Ma perché poi quando arrivano non si capisce. No, il problema è quello, non arrivano mai, il viaggio è sempre molto lungo per arrivare, le parole arrivano velocemente, ma poi in realtà questa gente rimane sempre lasciata a se stessa perché i soldi prendono sempre altre vie. Allora io rimango sempre comunque di un'idea, cioè il flusso che deve arrivare, comunque quei soldi che devono essere utilizzati dovrebbero arrivare appunto nel territorio e devono essere gestiti soprattutto dal territorio e il meno possibile da quella che è la mano beffarda dello Stato. A me dispiace, però io ne rimango sempre più convinta perché ogni cosa che transita e più lo Stato è di mezzo, più lui stesso è una calamità naturale e si nutre delle calamità naturali che poi il Paese vive. E quindi dimostrazione lo è, insomma, ne abbiamo non una, ma purtroppo negli anni e nel mio excursus, perché ormai comunque non sono giovanissima neanch'io, sono nata e cresciuta e sono arrivata ad oggi sempre sentendo ripetere le stesse belle parole, ma poi di fatto le questioni non si risolvono mai. Il nostro territorio sappiamo benissimo che ha necessità e ne ha tante e impellenti, anche perché è un territorio ricco, ricchissimo sappiamo dal punto di vista appunto anche culturale, quindi di palazzi e di tutto quello che riguarda poi veramente un qualcosa di prezioso per il quale il Veneto potrebbe viverci tranquillamente, solamente appunto per quello che riguarda la cultura, ma sappiamo che anche a livello appunto idrogeologico e dell'ambiente avremo bisogno di molti, ma molti soldi per poterlo risistemare. In realtà noi continuiamo sempre a parlarne, io stessa, il Veneto comunque l'efficienza ce l'avrebbe anche, ma purtroppo siccome comunque dipende sempre da questo rigolo che viene deciso da Roma, perché ormai qui non si decide più nulla, lo vediamo anche con i profughi, perché tanto sono i prefetti a decidere, la gente può solo parlare, fare le trasmissioni, lamentarsi, ma poi in realtà sono questi che decidono. Io credo che comunque fondamentalmente oggi ci sia più di tutto una necessità da parte proprio di ogni cittadino e io mi rivolgo alla gente che ci sta guardando in questo momento di una forma di presa proprio di responsabilità da parte di ognuno di noi. Perché credo che ognuno di noi deve capire quanto è fondamentale questo se vogliamo migliorare questa terra nostra e tenercela stretta. Sempre di più gli interventi a mano pesante provengono non dai nostri organi, poi dalla Regione del Veneto, comunque da chi amministra, perché vediamo anche i sindaci poveretti ormai lavorano solamente così per la gloria, tra virgolette, e basta, perché hanno un sacco di grane e non sono più in grado di decidere e neanche appunto di disporre di un soldo, perché lo vediamo nelle scuole e adesso mi parla appunto di sistemare le scuole, di adeguamenti, di migliorie. Io penso sempre alla scuola dove i miei figli sono andati, ne ho una ancora piccolina, dove noi genitori dobbiamo comprare la carta. Allora quando sento parlare appunto di finanziamenti, di migliorare, di adeguare, che quindi non parliamo appunto dei centesimi, dei pochi euro, ma parliamo di milioni di euro, mi viene da sorridere. E quindi credo che l'unica soluzione rimanga comunque, lo sosteniamo noi perché ribadisco, io faccio parte di un movimento che si rifà sempre e parla di indipendenza di un Veneto che torni ad essere appunto un Veneto indipendente in grado di gestire le proprie risorse perché le ha,
È un cammino che sappiamo non è a breve termine, però è una questione anche di apertura mentale verso quello che è un processo che comunque gli eventi che noi vediamo internazionali ci stanno raccontando che la storia sta cambiando, e quindi come vediamo la Catalogna, come vediamo altri paesi dove hanno potuto votare, la Scozia, dove vediamo una Brexit che nessuno si aspettava e invece ha sorpreso, dove quindi la democrazia ha ancora la possibilità di essere esercitata. Io credo che la battaglia più grande sia una battaglia fatta proprio sui valori, e la crisi non sia solo una questione di crisi economica, che sicuramente c'è ed è voluta soprattutto anche per questo nostro Veneto, perché l'abbiamo visto con le banche, ma è anche una crisi proprio di valori, che quindi vanno riconquistati. Dobbiamo capire chi siamo, cosa vogliamo e come vogliamo tenerci il nostro territorio e portarlo avanti con i nostri rappresentanti. Allora, dicevo tantissimi sms e dicevo anche che avremmo ripreso da Silvia Nizzetto di Indipendenza Veneta. Io direi sempre sui migranti, Nizzetto. Sì, o se vuole poi torniamo pure sul terremoto, sulle banche. I discorsi sono tanti ed ampi, la questione dei migranti ormai è d'accordo con Gottardo che dice ma si sta ingigantendo il problema allora, che dopo questo possa essere un tema come in questo momento il terremoto nel disastro che c'è stato e quindi lasciando a sé il discorso, però diventano motivi per poi discutere ampiamente e glissare su altre questioni che possono essere, adesso dico di questi giorni, il TTIP, di cui nessuno sa niente, Francia, Germania hanno già bloccato e l'Italia è l'unica che va lì a dire sì con i trattati commerciali, sappiamo cosa comporterà, dopo si parla tanto, però insomma, e allora è vero, questo concetto c'è, cioè possono essere elementi che distraggono, però io francamente da madre penso anche che comunque ogni tanto guardo anche a quelli che sono i numeri, perché sappiamo che anche in democrazia vige la regola dei numeri e penso che comunque questa striscia di territorio, ecco, che è l'Italia, perché alla fine è una striscia, una striscetta, non sia comunque in grado di sostenere e di imbarcare un'intera Africa o tutto quello che ci può dopo venire dietro. Queste orde che arrivano, mi dispiace, ma io credo che veramente sia sul serio un'invasione comunque, nel senso che sappiamo benissimo cosa qui possono trovare. All'inizio trovano sicuramente sostegno perché abbiamo visto che tutti si sono mossi nonostante dopo tutto quello che c'è dietro e quindi il malaffare e chi ci lucra sopra. Quello che mi chiedo è, oggi arrivano, per quanto noi saremo in grado di mantenerli e i numeri quando partiamo a dire 2 su 1000, 3 su 1000, 5 su 1000, arriveremo a quanto? Perché visto che continuano ad arrivare 7, 6.000, 3.000, non parliamo più di numeretti. Questa è un'emergenza? No, io non credo sia più un'emergenza, è un dato di fatto che qui arriva chiunque indiscriminatamente, tra l'altro molta gente, come prima dicevano un po' tutti, giovani, forti ai tanti, perché rimango sempre dell'idea che quelli che realmente hanno bisogno, lo sappiamo, non hanno le forze per alzarsi dal letto di paglia o da per terra e fare 2 passi, quindi quelle che sarebbero poi le forze e probabilmente anche le capacità anche intellettuali, io credo, di persone forti e giovani che potrebbero anche portare delle rivoluzioni nei loro paesi, ovviamente eccetto adesso quei paesi che sono in guerra, perché sappiamo benissimo insomma, che nessuno e nessun veneto direbbe mai di no a chi chiede appunto di venire qua per questioni di guerra, perché ha le bombe sopra la testa, ci mancherebbe altro, ma tutto il resto francamente potrebbe essere energia che viene utilizzata in quel territorio, come è stato fatto ai nostri tempi da noi, perché tutti, l'Europa ha vissuto anche di questa nella sua storia, cioè le battaglie sono state affrontate dalla gente del territorio che si è rimboccata le maniche e ha risposto e ha portato poi a quello che è stato il rinnovamento, per cui chiamarla appunto emergenza mi viene da sorridere perché è un'emergenza ormai da anni e quindi continuerà chissà per quanto, e vedo che alla fine paesi più piccoli, stati più piccoli comunque sanno gestire sicuramente in modo più adeguato di quello che stanno facendo da noi, dove praticamente non c'è nessuna regola. Chiunque entra, chiunque fa quello che vuole, vai in giro e vedi queste schiere umane sedute lì che aspettano che passino le ore, perché d'altra parte cosa gli fai fare? Cioè ormai lavoro non ce n'è più neanche per i nostri, quindi io comunque, ripeto, continuerò sempre a difendere casa mia e il mio territorio, tanto più che poi finché c'è la reciprocità e il rispetto, tutto mi può anche andare bene perché sono la prima che ama viaggiare, vedere le culture, la differenza di culture,
però che ci sia il rispetto, che dopo io non debba rinunciare alla mia, e purtroppo è quello che invece mi rendo conto sta facendo questo paese, cioè si sta piegando perché probabilmente gli accordi e gli interessi, visto che stiamo vendendo spiagge, aeroporti, università agli Emirati, piuttosto, ormai non c'è più, rimarrà più niente qui. Allora parliamo sempre, Milan alla Cina. Parliamo sempre esatto di casa nostra, no? La famosa frase mi voglio essere padrone casa mia. Però a casa mia sono padrona fin tanto che io ho la possibilità di decidere qualcosa. Nel momento in cui non posso più decidere nulla, come sta avvenendo, perché sei nelle mani di chi offre di più, non so a questo punto quanto resterà e per quanto resterà a casa nostra. Tanto più che poi di fronte a tutti i problemi che adesso hanno appunto rilevato anche gli ospiti, abbiamo tutti quanti, mi sembra concluso, che questo Stato italiano non è in grado di risolverli, cioè non se ne viene fuori da un terremoto, dal diluvio, dalla pioggia, alla scuola, all'università, i giovani che vanno via, i nostri soldi che ce li portano via e li gestiscono l'alta finanza e non abbiamo più quell'economia reale che tutte io veramente, e infatti faccio sempre una battaglia con le donne, perché dico le donne dovrebbero mettersi in gioco per difendere il futuro dei loro figli in questo territorio che è il nostro, e in più abbiamo una riforma costituzionale. Che cosa fa? Visto che lo Stato sta facendo molto e risolve i problemi, sta accentrando tutto a Roma, per cui quelle poche cose che ancora la nostra regione potrebbe fare, se ha ancora un minimo spazio, perché non parliamo di autonomie, perché tanto sappiamo che già non ne abbiamo adesso, ma tra un po' non avremo più nulla su cui decidere, questi si permettono addirittura di stravolgere la Costituzione. Voi state raccogliendo le firme per il no? Noi esatto, stiamo facendo una serie di serate, questo è il comitato, che è un comitato trasversale, si chiama infatti Scelgo il Veneto, e stiamo già da giugno portando nel territorio con incontri, adesso anche al 15 di settembre ce ne sarà uno anche con il Movimento 5 Stelle, con Berti, a Cittadella, ne abbiamo uno domani sera, a Loreggia, ne stiamo facendo un sacco con varie forze politiche in cui si discute sia per il sì sia per il no. Certo che comunque pensare che un governo che abbiamo, dove praticamente ancora sappiamo a suo tempo è stato eletto con una legge che è anticostituzionale e quindi è dichiarato illegittimo, vada a mettere mano a 55 articoli della Costituzione, lasciandone poi fuori i primi 55 dove rientrano il 47, anche il discorso delle banche, forse dovrebbe fare venire anche un attimo, suonare un campanello nelle persone, per quello le invito ad informarsi, perché questa non è una sciocchezza, cioè questo discorso della riforma costituzionale avrà un peso a livello regionale enorme che peserà e graverà come macigni, per cui è bene che sappiate quando andate a votare, visto che non c'è neanche il quorum, prima informatevi e capite cosa vuol dire votare sì e votare no, sapere che 55 articoli non vengono toccati perché se voi andate a guardarli, tutti i giorni vengono calpestati quotidianamente, senza che nessuno dica nulla. Quindi i motivi sono non uno, sono molti, però se guardiamo a puntualizzare la questione appunto del nostro territorio, principalmente è proprio quello che viene accentrato tutto e non vengono poi in realtà presi quei provvedimenti che appunto riguardano proprio la burocrazia, il malaffare, la politicizzazione dei giudici e via dicendo, e tutto quell'ambaradan che ha fatto di questo paese veramente il paese che ormai si sta ridicolizzando, perché io dico mi vergogno sempre quando vado all'estero e quando metto piede fuori dall'Italia, perché ti rendi conto che questo non è più il terzo mondo ma è il quarto mondo, e quindi invito la gente appunto a prendersi la responsabilità, almeno facciate quella fatica, cioè visto che tanto quello che vi professano, e non dico tutti i mezzi di comunicazione perché noi fortunatamente per ora ne abbiamo almeno locali che ci danno anche delle informazioni reali, però sappiate che quello che vi propinano, le facciate, non sono poi quello che nascondono, quindi dietro c'è la famosa polpetta avvelenata, informatevi così almeno dopo potrete anche prendere una decisione consapevole.